Ben ritrovati dalla redazione, rapinati da una banda di 30 adolescenti, vittime due ragazzini triestini di 13 anni, sono stati avvicinati e minacciati in via Flavia di fronte al McDonald's nei pressi della rotonda che porta a Muggia a San Dorligo, mentre stavano percorrendo tranquillamente la strada. Uno era in sella alla bicicletta che poi è stata rubata da alcuni componenti del gruppo e l'altro sul monopattino. I fatti risalgono a ieri pomeriggio. Stando quanto riferito dai tredicenni, il gruppo ha attraversato via Flavia all'altezza del fast food, peraltro in modo del tutto non curante del traffico, e ha notato la presenza dei due ragazzini da soli. Sono stati praticamente accerchiati. La coppia di amici ha mantenuto la calma senza reagire. Uno dei due è stato poi costretto a consegnare la bici. Gli altri della banda nel frattempo si sono messi a rovistare nelle tasche dell'adolescente in monopattino, evidentemente alla ricerca di cellulari e di soldi, ma non hanno trovato nulla perché il ragazzino indossava un paio di pantaloni provvisto anche da ulteriori due tasche laterali e gli aggressori non se ne sono accorti. Ma la situazione non si è chiusa così. La banda non se n'è andata subito, tutt'altro. Alcuni del gruppo a un certo punto hanno strattonato gli zainetti dei ragazzini nel tentativo di portarli via, ma hanno desistito perché le due vittime hanno posto resistenza. Fortunatamente i due giovani amici non sono stati aggrediti, non c'è stata quindi una vera e propria violenza fisica, ma sono stati minacciati. Un incidente tra un'auto e uno scooter si è verificato intorno alle 17:30 di ieri in Viale Miramare davanti alla gelateria People. L'uomo in sella al mezzo a due ruote, un trentenne, è stato soccorso dall'ambulanza del 118 arrivata in loco con l'automedica ed è stato trasportato all'ospedale di Cattinara con un trauma alla gamba in condizioni non gravi. Pesanti disagi al traffico con code a partire dal bivio di Miramare, sul posto anche la polizia locale. La partecipazione della Regione Expo è un'ulteriore apertura del Friuli Venezia Giulia al mondo, una finestra di 7 giorni che consentirà di accendere i riflettori su un'Italia, come recita il claim, non ancora vista, di fronte ad un pubblico internazionale di centinaia di migliaia di visitatori. Lo ha detto il governatore Fedriga nell'intervento alla cerimonia di inaugurazione della settimana del Friuli Venezia Giulia Expo 2025 a Osaka. L'evento nel Padiglione Italia è stato presentato dal giornalista dell'emittente pubblica giapponese NHK Andy Pompilio ed aperto sotto gli auspici del commissario generale per l'Italia a Expo Mario Vattani. Nel nostro paese c'è un esempio virtuoso nella lotta contro l'amianto ed è il Friuli Venezia Giulia, che è la regione italiana più virtuosa. È tempo che tutte le altre seguano questo esempio per un futuro più sano, sicuro e libero dal minerale killer. A sostenerlo Ezio Bonanni, presidente dell'Osservatorio Nazionale Amianto, in occasione della Giornata Mondiale delle Vittime dell'Amianto. Virtuoso anche se in Friuli Venezia Giulia nel 2024 sono stati registrati circa 200 decessi, 50 per mesotelioma, 100 per tumore del polmone, ulteriori 50 per le altre patologie asbesto correlate. Il Friuli Venezia Giulia si conferma tuttavia modello nazionale per la gestione dello smaltimento dell'amianto grazie a un sistema integrato e all'avanguardia. Uno sguardo alle previsioni meteorologiche. Oggi cielo in genere sereno su pianura e costa, poco nuvoloso sul resto della regione, maggiore nuvolosità al mattino sul Tarvisiano e nel pomeriggio in montagna, dove non è esclusa del tutto la possibilità di qualche locale breve pioggia. Al mattino sulla costa e sulle zone orientali Borino, Bora moderata, in calo nel pomeriggio Brezza, temperature minime in pianura fra 9 e 12 e sulla costa fra 12 e 15 gradi, massime in pianura fra 22 e 24 e sulla costa fra 19 e 21 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA e FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con l'informazione, grazie per averci seguito, a più tardi.